Tra i corridoi dell'Annunziata di Cosenza sono sempre di più le coppie che arrivano in cerca di aiuto per la risoluzione di un problema che vivono come privato e nella maggior parte dei casi come un fallimento. I figli non arrivano e si comincia un calvario fatto di esami e speranze. Se ne parla poco, ma i numeri resi noti dall'unità operativa di fisiopatologia della riproduzione dell'ospedale sottolinea quanto il fenomeno sia rilevante. In 10 anni, fanno sapere dall'azienda ospedaliera, sono stati 5.000 gli uomini con problemi andrologici e 1.000 le coppie con problemi di infertilità, molte delle quali, si precisa, hanno praticato la fecondazione assistita di primo livello con risultati che rientrano nella media nazionale dei successi. I numeri si riferiscono all'intera regione perché al centro della città dei Bruzzi, diretto dal dottor Giancarlo Morrone, arrivano donne e uomini da tutta la Calabria. Tante storie che si incrociano, famiglie messe a dura prova dal desiderio di maternità e paternità e casi diversi, situazioni limite, quali quelle relative alla preservazione della fertilità nei pazienti oncologici che si rivolgono alla banca del seme dell'Annunziata. In questi anni, fa sapere Morrone, abbiamo crioconservato il seme di circa 300 giovani affetti da varie forme di neoplasia prima di trattamenti di chemio e radioterapia, offrendo loro la possibilità di preservare la fertilità. Le richieste crescono, tanto che la direzione generale ha deciso di implementare il centro e annunciare che già dal prossimo anno sarà possibile effettuare anche a Cosenza la fecondazione in vitro, avendo previsto una sala operatoria dedicata con annessa sala biologica nel nuovo gruppo operatorio ed avendo già il nosocomio, fa sapere il direttore generale Achille Gentile, le attrezzature necessarie. Una misura, aggiunge, già finanziata, che consentirà di abbattere la migrazione sanitaria. La procreazione medicalmente assistita di secondo livello darebbe risposta a tante coppie che in silenzio salgono sui treni, sugli aerei per i purtroppo frequenti viaggi della speranza.